Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Con noi come sempre collegato già, lo vedete in fondo, l'amico Enzo Cataruzzi, al quale do il buon pomeriggio. Ben ritrovato Enzo. Ciao a tutti, mandi. Allora, oggi iniziamo, magari innanzitutto facciamo una premessa su quello che è accaduto ieri alla Camera. Oggi chiaramente si è risolto tutto, no? Se qualcuno chiedeva addirittura che la Meloni stamattina di rientro da Londra salisse al Quirinale, si parla di crisi di governo e via dicendo. Invece secondo te cosa è successo? Soltanto questioni di ponti oppure qualcuno che vuole fare il franco tiratore? Ma secondo me è successo questo, che purtroppo quando ci sono tanti nominati, come questa volta, la gente non è più abituata a prendere su i voti come preferenze, pensano forse più a un meccanismo automatico e magari al ponte e magari le responsabilità le mettono un po' da parte. Forse è troppo seria la cosa, ma insomma lei, la Meloni, l'ha disinnescata molto bene dicendo che è una brutta figura, perché di brutta figura si tratta ed è la prima volta che succede in Italia una cosa del genere. Io penso che sia una questione di capigruppo, no? Quei capigruppo abbiamo visto che sia Forza Italia che la Lega hanno quelli che ci sono troppe assenze, no? Mi pare 20 da una parte e 20 dall'altra. Qualcuno ha paventato il fatto che la Lega volesse far pagare il conto a Giorgetti perché non è allineato, qualcuno dice che Forza Italia ha mal di pancia, ma certo bisognerà che i capigruppo siano un po' più responsabili, perché queste sono brutte figure che alla lunga cioè fanno un danno un po' con l'immagine, ecco, in sostanza. Speriamo non succeda più. Speriamo sia uno Ecco, scivolone, perché altrimenti sarebbe... certo, no, volevo dire, sono brutti episodi che danno ancora di più ragione a coloro che magari evitano di andare al voto oppure dicono che la politica è malata, no? Paventa il fatto che magari c'è un po' uno scostamento sulle responsabilità, diceva guarda questi qua pensano più al ponte più che al nostro benessere, insomma poi il populismo entra dentro, insomma certamente la questione non è una cosa da sottovalutare, è una cosa brutta insomma che al cittadino dà fastidio, e penso che anche a chi è impegnato seriamente in politica. Ecco, all'improvviso c'è sparito dallo schermo l'amico Cataruzzi, attendiamo che si ricolleghi con noi, un piccolo problema tecnico, nulla di grave, come si dice in questi casi, ma è sparito dalla... Eccolo qua, vediamo se tra poco ritorna, vediamo, eccoci qua. Bene, è risparito un attimo. Un qui pro quo. Sì, voglio dire, dà un po' fastidio anche chi fa politica in maniera seria, no? Che probabilmente, cioè 46 non possono essere distratti, questa la posizione dice, no? Cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, ma 46 mi pare questo il numero più o meno. Non si può parlare di distrazione, c'è qualcosa forse che ha voluto dare un segnale, ma secondo me ha fatto un harakiri alla maggioranza, una brutta figura che non deve essere più ripetuta, ecco. Pare che Alleanza, Certo. cioè Fratelli d'Italia mancavano 6, ma 20 e 25, 20 o 20 mi pare dall'altra parte, quindi insomma la cosa non è molto bella e lascia un po' qualche dubbio. Chiaro. Senti, torniamo invece alle questioni nostre. In settimana anzi mercoledì per la precisione, è nata la 13ª legislatura del Friuli Venezia Giulia, tutto secondo copione. Mauro Bordin, Mauro Bordin numero 1 per quanto riguarda l'Assemblea regionale, insieme a Mazzolini e a Russo come vicepresidenti. I mal di pancia che, diciamo così, si aggiravano intorno alla composizione della giunta si sono dissolti, quello che era previsto alla vigilia si è materializzato, new entry ufficiali sono soltanto, ricordiamo, la Mirante per quanto riguarda l'assessorato alla zona, diciamo così, logistica per quanto riguarda i trasporti e via dicendo, mentre Mario Anzi, il vicepresidente della giunta regionale con delega allo sport e alla cultura. Il resto rimane poco come tutto, come era prima, insomma, come era il Federica 1. In pratica un po' un copia e incolla, se vogliamo dirlo, ecco. Diciamo che questa volta abbiamo un vicepresidente dell'area friulana e comunque sia la cultura, lo sport, qualcuno dice che sono deleghe leggere, io penso che con
conoscendo il vicepresidente, mi pare che le leve di questo... Ecco, di nuovo ci sono problemi tecnici non dovuti a noi, ci scusiamo con i nostri amici da casa, ma ogni tanto salta il segnale, non è dovuto, Cosa ripetiamo, importante. a noi. Vediamo se torna il Ecco nostro qua, no? amico Cataruzzi. Sì, E questo, allora, ci sei di nuovo, eri un attimo sparito dallo allora, ho schermo. notato, si vede che oggi i collegamenti vanno o non Mm. vanno, ho notato che, facendo un po' l'analisi, insomma, no, che Forza Italia con il solo 6% ha acquisito la delega più pesante della Giunta. Cioè, la delega più pesante è certamente sanità e protezione civile, che non c'è un new entry, ma uno navigato, uno che praticamente ha fatto il bis o il tris, con Riccardo Riccardi, che è una certezza un po' anche per quanto riguarda la memoria storica e comunque sia anche per quanto riguarda la funzionalità della Giunta, dove si dice che il Presidente si fida ciecamente e fa anche bene, perché mi pare che nel panorama della maggioranza lui è quello che è più titolato per guidare questi due dicasteri. No? Poi vediamo che la Lega ha ottenuto la presidenza del Consiglio con Bordin, i due vicepresidenti, come hai detto tu prima, sono ad appannaggio della stessa Lega e del PD, ma abbiamo anche l'entrata dei segretari, no? Mi pare giovani segretari, quindi c'è qualcosa che sta cambiando. In ogni caso bisogna vedere a chi toccheranno le presidenze, perché anche qui sappiamo che le cose sono importanti, no? Le presidenze che riguardano la prima commissione, per esempio, dove è un po' la prima commissione, un po' quella principale, e poi vediamo un momentino dove andrà a parare un po' Fratelli d'Italia. Certo. Se è stato Senti, tra già... l'altro, molta cosa importante da sottolineare è che alla fine la Lega, gli assessori della Lega hanno, come da annunciato alla vigilia, hanno dato le dimissioni, dunque hanno lasciato lo spazio ai primi Sì, dei non eletti fantastico. nei rispettivi collegi, mentre Fratelli d'Italia, dopo un ping pong molto serrato, ha deciso comunque di mantenere i suoi assessori anche come consiglieri regionali, no? Ecco sì, forse il ragionamento fatto da Fratelli d'Italia è stato un ragionamento dicendo vediamo un pochino come va a finire e se siamo soddisfatti daremo forse le dimissioni, forse no, ma comunque è una prerogativa dell'individuo, no? È chiaro che in passato questa pratica l'ha inaugurata Illy e poi di nuovo ha inaugurata anche gli altri e poi Federica mi pare che ha accelerato su questa pratica. Adesso questa volta non ha potuto più farlo perché sappiamo che Fratelli d'Italia fa parte della maggioranza, ma è forse quel blocco, diciamo così, più forte che potrebbe in qualche modo anche astenersi o votare in maniera difforme se le cose non vanno bene. Cioè è allineata, ma fino a un certo punto, da quello che si può capire Certo. dalle dichiarazioni. Ecco, quindi diciamo che la giunta è partita con il bis di Federica, vedremo poi come si affronteranno alcuni nodi. Il primo è quello di San Giorgio Nogaro, certamente, che è in capo comunque all'assessore Bini, che è anche lui un rientrato, un esterno naturalmente, e dove dovrà in qualche modo vedere come va a finire, perché la Lega mi pare che in campagna elettorale aveva preso un po' le distanze, come anche Fratelli d'Italia, quindi la lista Federica e altri cercheranno di portare avanti questo progetto. Anche questo è un caso, diciamo così, che dovremmo in qualche modo vederlo da Monitorare, vicino. come si dice, no? Sì, Vederlo perché da ci sono vicino. troppe, sì, ci sono troppi per il momento no comment, si farà, non si farà, però chiaramente poi a bocce ferme potrebbe succedere quello che meno si pensa, no? E non sarebbe, io ripeto, l'ho già ribadito più volte anche in altre sedi, secondo me la logistica di quel tipo di industria in quella zona vorrebbe dire fine delle trasmissioni per quanto riguarda l'ambiente, il turismo e il territorio. Poi si Ma sa che nel certamente palazzo è anche un ci sono sempre le confronto famose all'interno. cambiali in bianco, no? Sì, ma poi all'interno c'è anche un dibattito all'interno di Confindustria, no? Non dimentichiamo che magari dalla parte pordenonese non è visto molto bene questo progetto rispetto ad un altro della zona del San Vito del Diamento, se non sbaglio. Quindi c'è un dibattito che è partito anche su una questione molto importante, no? Su ambiente, lavoro e quindi il progresso della nostra regione. Non è una cosa
semplice, non è una cosa facile, ma comunque ci sono dei dibattiti che dovranno in qualche modo uscire dal palazzo e comunque essere portati a conoscenza della popolazione, no? Certo. Senti, adesso parliamo invece di Udine. Poche ore fa, insomma, è stata ufficializzata attraverso la conferenza stampa la nuova giunta del sindaco De Toni. Anche qui non ci sono tante sorprese, no? Venanzi era il vice sindaco che è stato designato ancora in campagna elettorale per il suo famoso passo indietro. Poi mi pare che anche gli altri, insomma, c'è stato un do des all'interno della maggioranza. Comunque è partita la nuova giunta di Udine, di Targata De Toni, che certamente partirà subito con come ha detto lo stesso sindaco di Udine, cercando un patto istituzionale con la giunta regionale. E naturalmente, sapendo che il PIL della provincia di Udine è il 52% del PIL regionale, evidentemente una leva molto buona la farà sicuramente, perché un accordo, ecco qui torna in campo di nuovo Confindustria, torna in campo di nuovo Confartigianato, insomma tutte le associazioni di categoria, perché in qualche modo Udine dovrà avere qualcosa in cambio, non tanto dal punto di vista politico, ma quanto dal punto di vista programmatico sugli investimenti che la regione dovrà fare. E noi abbiamo all'interno della giunta un vice governatore, un assessore alle attività produttive, un assessore alla sanità, insomma deleghe pesanti per i friulani, e in qualche modo dovranno capire che il territorio ha bisogno anche di loro, soprattutto di loro. Certo. Insomma, ci sarà, anche se le parti, diciamo così, a livello politico, i poli non si attraggono, però alla fine bisogna guardare per il bene immediato e futuro del territorio. Sicuro, e penso che è l'interesse di tutti, a parte la questione partitica che ormai la campagna elettorale è terminata, ma dovranno dimostrare effettivamente che ci sono degli investimenti pesanti. Insomma, non basta dire solo turismo, Giro d'Italia, queste robe qui. Ormai i cittadini lo danno per scontato. Il problema grosso è la questione del lavoro, la questione delle infrastrutture e soprattutto la questione anche di contare dove, negli ambiti dove si decide, insomma, no? E sappiamo che la giunta regionale avrà un check and balance, probabilmente, come è stato dichiarato da De Toni, nella giunta di Udine, che dovrà farsi carico, come ha detto lui, di tutta l'ex provincia del Friuli. A questo proposito ho visto una dichiarazione di Bordin, se non sbaglio, dove dice Ecco, nuovamente ci scusiamo ancora, ci sono problemi tecnici, oggi le linee internet funzionano a singhiozzo, forse no, il buon no. Cataruzzi lo vedo di nuovo a parlare, ecco, vai Enzo. Allora, dicevo che Bordini ha detto che dovrebbero essere invece di nuovo in piedi le province. Ora, il gioco dovrebbe essere facile, nel senso che è un governo di centrodestra, una giunta di centrodestra, ci sono due letture, insomma, un po' di matez, come si dice a Furlan, della questione burocratica, ma nel giro di 2 anni al limite le province potrebbero essere su. Bisogna vedere se questo dibattito va avanti o se pure l'interesse è scaduto, perché ho visto che in campagna elettorale non c'è stato quell'interesse, diciamo così, vigoroso di dire vogliamo le province di là. Siamo l'unica regione che non ce le ha, evidentemente, no? Però questo è un tema politico che potrebbe interessare. Certo. Senti, andiamo a conclusione e apriamo una importante finestra, così fai un promo a un'iniziativa che si svolgerà venerdì prossimo a Pasean di Prato. Sì, il 5 maggio, presso la prologo di Pasean di Prato, sotto l'egida dell'Ause dell'Università della Terza Età, io avrò l'onore di presentare l'ultima fatica, l'ultimo libro di Tony Capozzo, che ha scritto insieme a Borgonovo, che si intitola Guerra senza fine, un reportage, diciamo, dei suoi numerosi partecipazioni del reportage di guerra, ma soprattutto parleremo anche dell'Ucraina, dell'invasione, insomma, sarà una serata molto interessante alle ore 18 e quindi naturalmente io aspetto tutti perché è un dibattito tra due visioni della situazione sulla invasione ucraina e anche sulle guerre che ci sono, insomma, ecco, quindi interessa un po' la fase nazionale e regionale in particolare.
Certo, bene, grazie Enzo e buon lavoro come sempre a te, grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione e l'ascolto. Termina qui l'appuntamento con Mixed, l'informazione su Friuli TV continua attraverso le notizie e aggiornamenti di cronaca dal territorio e come si dice in questi casi, mandi alla prossima. Mandi.